Sorrisi assicurati se si sfogliano le pagine dei volumi di cui si occupa stasera il Leggilibri curato da Claudio Ciccarone. È un Leggilibri col sorriso, quello che la TGR vi propina questo giovedì. Si comincia con la simpatia di Stefano Piedimonte, che con i magnifici idioti acchiappa il lettore e gli racconta le vicende di un gruppo di imbranati e di lepri. La missione è salvare il mondo dagli alieni e solo sapere che i protagonisti sono il borseggiatore Nicolas Cage, l'Instagrammer Little Princesa, il prete Felipe e il camorrista Sasao Schiaff fa presentire lo spirito di queste pagine rizzoli. Gli amanti del tragicomico troveranno gradevole la coscienza del casatiello di Rino Flox per Apollo. Non si tratta della ricerca dell'anima in un rustico, ma in un casatiello umano che, come il suo alter ego culinario, è pesante e resta sullo stomaco molti. Il protagonista è Oscar, ladro di automobili in crisi che indaga su casi di pesantezza e scopre che di casatielli come lui ne è piena l'umanità, senza voler far tortano a nessuno. Sapete qual è la differenza fra tortano e casatiello? Il casatiello era una pizza semplicissima, una pizza rustica fatta solo di formaggio, caciatello, di cacio, di sugna e con le uova devozionali. Il tortano invece era una pizza rustica molto più ricca, molto più farcita, che veniva arrotolata e ritorta nel metterlo nel vuoto col foro al centro. Ecco perché torto. E al fin della rubrica non scappa dalle grinfie dei Leggilibri Tonino Esposito, che per mestiere vorrebbe fare il camorrista, eppure all'altezza di suo padre, o boss Rorione Sanità, ma proprio non ne è capace. Goffo, ingenuo e buonista, Tonino è pure sfortunato e tutti lo prendono in giro. Insomma, è un buono a nulla della criminalità che Pino Imperatore profila in Tutti matti per gli Esposito da Salani.